Una voce dal silenzio e un refolo di fumo hanno riaperto la speranza tra i soccorritori impegnati in una lotta contro il tempo intorno all'hotel Rigopiano di Farindola, travolto da una slavina di neve e detriti. 6 persone sopravvissute grazie ad una bolla d'aria che si era creata grazie ad una trave che ha retto l'urto sono state individuate e tratte in salvo dai soccorritori. Poco dopo un altro gruppo di 5 persone è stato individuato poco lontano, sempre nella zona delle cucine dell'albergo. Tra loro anche la moglie e il figlio di Giampiero Pareti, il cuoco sopravvissuto fortuitamente alla tragedia. 7 le persone tratte in salvo, ma la situazione è in continua evoluzione. I soccorritori operano in condizioni proibitive e l'intera area colpita dal sisma ha bisogno di rinforzi. Una colonna di ben 23 mezzi con 80 volontari e 30 gruppi di protezione civile è partita anche dal Friuli Venezia Giulia, come ci racconta l'assessore alla protezione civile Paolo Panontin. È un gruppo ovviamente selezionato in base da un lato alla disponibilità dei volontari e dall'altro alle esigenze operative sui luoghi in cui interverremo. Le esigenze manifestate dal Dipartimento erano in prima battuta esigenze operative riferite a mezzi tecnici e quindi è partita una prima colonna di mezzi finalizzati allo sgombero neve sulle strade attraverso anche la disponibilità di FVG Strade, che è la società operativa che gestisce appunto le strade del Friuli Venezia Giulia, e sulla richiesta formulata ieri sera verso le 18:30 dal Dipartimento di integrare quelle risorse umane e di mezzi che avevamo inviato, abbiamo appunto fatto una veloce selezione, preparato una colonna, poi 2, una veloce e una lenta a seconda dei mezzi inviati, che dopo un briefing di stamattina alle 4 abbiamo appunto spedito sui territori colpiti dalle vicende che avete appena citato. Dalla sua esperienza, appunto parliamo di una regione che è sicuramente all'avanguardia nella gestione della protezione civile, le polemiche di queste ore sui ritardi, sulla mancanza di coordinamento per gestire questa doppia emergenza, secondo lei hanno un senso o effettivamente la situazione è talmente complicata che non si poteva fare altrimenti? Ma guardi, è sempre difficile giudicare con cognizione di causa l'operato altrui e certe situazioni. Quello che le posso dire è che ci hanno dato queste indicazioni, ripeto, solo nel tardo pomeriggio di ieri. Se si potesse intervenire un po' prima, non lo so, forse sì, ma non sono davvero in condizioni di dirlo. Effettivamente il tardo pomeriggio di ieri sembra anche a noi un po' tardi, ma sicuramente avranno avuto diciamo altri... che i nostri gruppi erano pronti anche in precedenza, ecco, a onor del vero erano pronti anche in precedenza, solo che poi la valutazione organizzativa dipende banalmente da circostanze anche legate alla presenza di gruppi più prossimi all'evento.